Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, giovedì 21 settembre. Ieri sera un giovane in sella a una bicicletta elettrica ha percorso il Parco Unione per tutta la sua lunghezza a velocità folle, entrando dal lato della passeggiata sull'Usenzo e finendo con l'impattare contro la barra di uscita che a causa del forte urto si è staccata dalla sua sede. Dobbiamo chiudere completamente il Parco Unione, limitando l'accesso solo alle vetture in entrata e uscita, ha dichiarato con tono dispiaciuto il presidente di SST, Vincenzo Viapiano, di fronte a questo ennesimo atto vandalico irresponsabile. Il danno è stato subito rimediato grazie agli operatori di SST che sono sempre pronti e disponibili e sono subito intervenuti per riparare la rottura causata da questo ragazzo. Purtroppo questo non è un caso isolato di irresponsabilità. Negli ultimi tempi sono stati registrati altri episodi in cui i giovani si sono introdotti nel parcheggio, danneggiando o sporcando e lasciando rifiuti sparsi. Al fine di prevenire ulteriori problemi, SST sta ora valutando preventivi per chiudere completamente la parte sud del parco. Al momento l'area è aperta e consente l'accesso da qualsiasi direzione, agevolando anche coloro che non rispettano le regole. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Siamo con Beniamino Boscolo Capon, coordinatore comunale di Forza Italia. Abbiamo annunciato questa mattina che ci sarà un incontro al Parco Hotel venerdì. Cosa si discuterà? Avremo anche un ospite importante. Allora, venerdì, dopodomani alle ore 19:30 organizziamo un incontro dal titolo Verso le europee, territorio e identità. Allora, territorio e identità per due questioni. Il territorio è perché serve da parte della politica una maggiore presenza nel territorio per stare a contatto concretamente con i cittadini, e dall'altro identità non per rivendicare un atteggiamento ideologico, ma per dimostrare che l'identità di moderati, liberali, europeisti, che Forza Italia si punta su questi valori per presentarsi ai cittadini, vengono ribaditi. È quello che ha fatto grande il partito, con quei valori che tutti conoscono. Parteciperanno il coordinatore regionale, l'onorevole Flavio Tosi, e sarà presente anche il coordinatore provinciale Michele Celeghin. Con loro si cerca di avere degli spunti di riflessione in vista delle elezioni europee, perché comunque l'Europa diventa sempre più importante e non è la questione Europa sì e Europa no, ma di quale Europa vogliamo. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Sono stati stanziati 150.000 euro da parte della Regione Veneto a Infrastrutture Venete per interventi di dragaggio a Porto Tolle, nell'area antistante la bocca sud della laguna di Barbamarco. A causa dell'esposizione della massiccia interferenza dei venti e delle correnti marine, l'area è spesso soggetta ad insabbiamenti, intensificati negli ultimi anni da mareggiate sempre più frequenti, precisa la vicepresidente assessore della Regione Veneto alle infrastrutture e trasporti Elisa De Berti. Essendo lo sbocco
sbocco a mare, l'unica via di accesso al porto di Pila, è necessario tutelare con un sistema di protezione permanente della bocca sud l'incolumità degli equipaggi della flotta peschereccia, che alimenta le importanti e numerose attività economiche locali. Lo stanziamento di 150.000 euro approvato in giunta regionale permette di migliorare la sicurezza della navigazione nell'uscita in mare delle imbarcazioni del porto peschereccio di Pila, una tra le più moderne strutture del panorama ittico nazionale. La Regione ha più volte interessato il governo dei problemi che interessano la zona e che vanno a minare la produttività di un comparto peschereccio di rilievo nel territorio. L'auspicio è che si intervenga in modo definitivo a livello statale. Nel frattempo si stanno mettendo in campo tutte le risorse regionali per risolvere al meglio la situazione, conclude la De Berti. Al Befed potete gustare il delizioso panino burger con galletto da 150 grammi, accompagnato da fresca rucola, gustosa e saporita cipolla, crispy e formaggio con salsa peppers smoke. Il tutto a soli 13 euro fino al 3 ottobre. Befed ti aspetta con prodotti di alta qualità e con altre fantastiche promozioni. Befed, al Parco Commerciale Clodì sulla strada statale Romea, località Brondolo di Chioggia. Chioggia Azzurra, come in ogni momento di difficoltà della storia, puntuali come il cambio di stagione, ecco apparire i prodigi, le apparizioni pseudodivine e i presagi risolutori. Ovviamente i tempi cambiano e i pastorelli che si imbattono in visioni mistiche non bastano più a stimolare la credulità delle folle. Ci vuole qualcosa di più vicino all'immaginario collettivo della Next Generation. E così uno spregiudicato deputato del Congresso messicano ha estratto dal cilindro una chimera peruviana, costruita con abilità con pezzi di animali vari e forse con il cranio deformato di un bambino del periodo precolombiano, e l'ha spacciata per un extraterrestre mummificato. Che in Sud America la pratica di deformare il cranio dei nemici ricavandone le zanza è cosa che tutti quelli che della mia generazione leggevano Mister No sanno, ed alcuni di noi riuscivano anche a procurarsene una di scimmia come soprammobile per la camera dell'adolescente inquieto. Stupisce come anche il Congresso degli Stati Uniti, in forma più elegante ma sostanzialmente simile, abbia concesso l'audizione ad alcuni ex militari, tra cui il maggiore Grush, che ha rilasciato una serie di interviste sul fatto che il cosiddetto Deep State tiene nascoste le prove dell'esistenza degli extraterrestri, lisciando per il verso del pelo quella gran massa di elettori che credono ai complotti e pensano che i vaccini siano un piano dei plutocrati per tenerci soggiogati. Del resto anche noi abbiamo un caso analogo di un generale ancora in servizio che con una serie di luoghi comuni e chiacchiere da bar condite con un po' di uranio depleto ha scalato le classifiche dei libri più venduti. In realtà probabilmente gli extraterrestri hanno altro da fare nell'immensità dell'universo, anche se Fermi col suo paradosso si chiedeva ma dove sono tutti quanti? Sono talmente diversi da noi che non riusciamo nemmeno a concepirli, potrebbero essere fatti di materia oscura o essere entità pensanti smisurate come quelle ipotizzate da Van Vogt in Crociera nell'infinito, o ancora vivere in un microcosmo quantistico dove spazio e tempo come lo intendiamo noi non hanno significato, ed essere in questa forma tra di noi. Per intanto consiglio a tutti una visita ai musei civici di Venezia, dove sono conservati i nostri extraterrestri, ossia un basilisco abilmente imbalsamato intorno alla metà del Cinquecento da Leone Tartaglini ed una chimera fatta con un torso di scimmia ed una coda di pesce. L'agenzia Venice Waterlink, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626 373 per prenotazioni online sul sito venicewaterlink.com. Dalla Regione Veneto un contributo di 600.000 euro a sostegno dell'organizzazione della Dunata Nazionale degli Alpini 2024. Inoltre è stata promossa la costituzione di un comitato istituzionale con compiti di coordinamento organizzativo e consulenza strategica e propositiva. Si tratta di un ritorno a Vicenza dopo 33 anni dall'ultima edizione e si stima che giungeranno in città 500.000 di penne nere. Vicenza è idealmente
finalmente tutto il Veneto per 3 giorni, il 10, l'11 e il 12 maggio, sarà eletta capitale italiana dell'alpinità e la città si farà trovare preparata per dare ospitalità alle penne nere su tutto il territorio. Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, si dice orgoglioso di rendere omaggio all'importanza e ai valori rappresentati dagli alpini per impegno sociale, storia e valore, ed anche per il contributo al sistema di protezione civile, che anche quest'anno è stato davvero importante per affrontare il maltempo. E ha aggiunto: ringrazio sin d'ora l'Associazione Nazionale Alpini e tutti i rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni che ci stanno affiancando in questo importante progetto. Lo spirito di corpo, la capacità di lavoro comune, l'organizzazione e la generosità degli alpini sono d'esempio per tutti coloro che stanno dando il loro contributo alla Dunata di Vicenza 2024, un appuntamento fortemente voluto dall'intero Veneto. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, giovedì 21 settembre, è la farmacia Kutulakis in Rivavena a Chioggia. Vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi suggerisco inoltre il sito chioggiaazzurra.it. Ciao a tutti! Quest'anno alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni, oltre a tutto il necessario per la scuola, grembiuli, zaini, corredi scolastici e quant'altro vi possa servire, teniamo anche i testi scolastici per qualsiasi ordine di scuola, scuola primaria, scuola media, scuola superiore, logicamente su prenotazione, per cui vi aspettiamo.